Fare il metalmeccanico è un lavoro pesante, gli stipendi sono bassi e quegli stipendi sono erosi da tasse e dall'inflazione. Dopo mesi di incontri serviti sostanzialmente solo a ribadire quanto le posizioni siano distanti, il tavolo di trattativa tra sindacati e Federmeccanica per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro è saltato. Nelle principali aziende del veneziano, l'adesione allo sciopero unitario, decretato da FIOM, FIM e WILM, ha toccato percentuali che oscillano tra il 98 e il 70%. Dopo 8 mesi di trattativa con Federmeccanica, Federmeccanica si assume la responsabilità di non aver dato nessuna risposta su salario, orario di lavoro, welfare, sanità integrativa e salute e sicurezza. Federmeccanica ci ha consegnato una loro proposta, una proposta che noi abbiamo definito oscena, che non risponde minimamente alle nostre richieste, ma soprattutto alle richieste che sono state votate da più di 400.000 lavoratori e lavoratrici metalmeccanici in tutto il Paese. Ogni provincia ha modulato le ore di protesta a seconda delle specifiche situazioni locali, con iniziative a Vicenza, Padova, Venezia e Verona. Oltre ai picchetti all'alba davanti alle aziende, a Marghera un corteo partito dal Palexpo ha raggiunto la sede di Confindustria. Noi crediamo che gli imprenditori oggi abbiano un atteggiamento miope su quello che è il futuro. Oggi c'è un cambiamento in atto e questo cambiamento non solo deve rispondere ai profitti delle imprese, ma deve rispondere in qualche modo anche alle esigenze dei lavoratori. Oggi per il lavoratore arrivare a fine mese è diventato sempre più difficile. Noi abbiamo chiesto un aumento di 280 euro sui minimi contrattuali, che non recupera interamente l'inflazione che c'è stata in questo Paese. Noi chiediamo un maggior rigore e vincoli sull'utilizzo dei contratti precari, chiediamo delle misure, delle normative più stringenti sull'utilizzo degli RLS per le normative di sicurezza, visto gli infortuni e i morti che continuano a esserci dentro i luoghi di lavoro. Ad amareggiare i lavoratori è che persino la classe politica di questo Paese non sia in grado di pianificare una strategia economica di lungo corso. Questo governo e tutti i governi precedenti per quanto riguarda il mondo dell'industria non hanno mai avuto una visione di prospettiva, vedi l'automotive. Quindi ripeto, manca completamente una visione di politica industriale in questo Paese e anche su questo noi ci batteremo.